La scuola messa a dura prova anche questo Natale con l'impennata del numero di classi in quarantena che non accenna a fermarsi e la chiamata all'obbligo vaccinale del personale scolastico che trova ancora delle resistenze. In Veneto si contano almeno 2000 tra personale e corpo docente non vaccinato. Almeno 2000. Sappiamo che in questi giorni c'è una parte di questo personale che già da ieri ha comunicato al proprio dirigente scolastico che ha prenotato il turno vaccinale, quindi questa vaccinazione dovrebbe aver luogo, diciamo, poi nel corso comunque entro le vacanze natalizie, diciamo così. Vedremo se ci sono altre persone che invece intendono, diciamo, non vaccinarsi. In questo caso sappiamo scatta, dopo una diffida del preside, scatta la sospensione dal servizio. Docenti sospesi e che saranno sostituiti dai supplenti. Le classi intanto da oggi sono sottoposte ad una nuova misura di carattere sanitario. A fronte di un positivo scatta la quarantena finché l'intera classe non sarà sottoposta al tampone tempo zero, ovvero al primo tampone di controllo. Il tentativo è quello di arginare la diffusione del contagio. Quest'anno abbiamo maggiore sofferenza proprio per la maggiore incidenza di casi positivi invece nella fascia prima di tutto della scuola primaria e poi della scuola media. Siamo quasi a 900 su 100.000 nella fascia 6-10 e oltre i 600 su 100.000 nella fascia 11-13, quindi una maggiore incidenza. Il virus corre tra i bambini che proprio da oggi hanno accesso alla vaccinazione caldeggiata anche dalla dirigente Palumbo. Sappiamo anche che i nostri bambini fanno tantissime vaccinazioni, quindi già da piccolissimi cominciano a fare tantissime vaccinazioni. Ecco, bisogna prendere in considerazione anche questa, senz'altro. Alla famiglia l'appello a mantenere un comportamento responsabile, evitando occasioni di contagio proprio sotto le feste natalizie per non compromettere la ripresa di questa scuola già da settimane in difficoltà.